È morto a Roma Giulio Savelli, l'editore di Porci con le ali, uno dei libri simbolo degli anni 70. Virginia Volpe. Anni 60 e 70, momento di cambiamenti culturali e sociali. Giulio Savelli guida una casa editrice che rovescia i canoni della letteratura italiana e diventa simbolo della nuova sinistra. L'editore pubblica libri non conformisti né facilmente classificabili: La strage di Stato, Controinchiesta sulla strage di Piazza Fontana, Scrittori e popolo, saggio di Alberto Asor Rosa, soprattutto Porci con le ali, romanzo scandalo di Lida Ravera e Marco Lombardo Radice, arricchito dalla celebre copertina di Pablo Echauren. Rivoluzionaria anche la collana Il pane e le rose. Il pane e le rose divennero anche una collana della casa editrice Savelli e hanno significato proprio l'emergere sempre più insistente di questa tendenza a ricercare non solo le libertà sociali e economiche, ma anche quelle individuali e personali. Giulio Savelli, romano, 78 anni, una vita alla ricerca della libertà di pensiero. Echauren ha disegnato moltissime copertine dei suoi libri, dando vita alla rappresentazione grafica dell'underground italiano. Gli anni 70 non sono stati solo anni di piombo, di scontri, di manifestazioni e di aggressioni, eccetera, eccetera. Sono stati anche anni di ideali e di voglia di cambiare. Ed è tutto per questa edizione, grazie.